Il linguaggio della verità e dell'amore è la lingua universale, lo ha ricordato il Papa nell'udienza generale incentrata sulla Pentecoste. Lo Spirito Santo è artefice di comunione. L'Eucarestia, un invito a camminare. Domani a Chiavari la processione cittadina del Corpus Domini, partendo da Rupinaro il percorso nelle periferie sino alla scuola Maria Luigia. Uno sportello per l'ascolto e l'accoglienza delle persone separate lo ha istituito l'Arcidiocesi di Genova per accompagnare nel cammino di discernimento personale. Piano attuativo 2019 dell'ASL 4 Chiavarese, Sestri Levante si astiene, investimenti ancora rinviati. All'osservazione di Valentina Ghio, replica la ASL, il nostro lavoro dà buoni risultati. La 60ª edizione del Palio Marinaro del Tigullio partirà il 22 giugno da Rapallo, scelta simbolica di iniziare nella città che ha saputo rialzarsi dalla mareggiata di ottobre. Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Tigullio oggi. Papa Francesco, durante l'udienza generale di questa mattina, ha proseguito la catechesi dedicata agli Atti degli Apostoli, riflettendo sulla Pentecoste. Lo Spirito Santo, ha spiegato, è artefice della comunione, fa crescere la Chiesa, aiutandola ad andare al di là dei limiti umani e di qualsiasi scandalo. Francesco ha esortato i fedeli a sperimentare una nuova Pentecoste, ricordando che lo Spirito Santo è l'artista della riconciliazione, ha il potere di fraternizzare ogni contesto, di creare armonia nella diversità. La sua riflessione ha tratto spunto dall'episodio della Pentecoste, quando nel cenacolo gli apostoli riuniti in preghiera vivono un evento che supera le loro aspettative, perché vengono sorpresi dall'irruzione di Dio. Prima di tutto il Papa ha ricordato la centralità della preghiera, poi si è soffermato sul modo in cui lo Spirito Santo si manifesta, compie un'irruzione che non tollera il chiuso e attraverso la forza di un vento impetuoso spalanca le porte. La parola degli apostoli diventa quindi una parola nuova che si può comprendere perché è come se fosse tradotta simultaneamente in tutte le lingue. Sentiamo dunque un passaggio della catechesi. La parola degli Apostoli si impregna dello Spirito del risorto e diventa una parola nuova, diversa, che però si può comprendere quasi fosse tradotta simultaneamente in tutte le lingue. Infatti ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Si tratta del linguaggio della verità e dell'amore, che è la lingua universale. Anche gli analfabeti possono capirla. Il linguaggio della verità e dell'amore capiscono tutti. È una lingua che tutti possono capire. Se tu vai con la verità del tuo cuore, la verità, la sincerità, e vai con amore, tutti ti capiranno. Anche se non puoi parlare, con una carezza che sia veritiera e amorevole. La Chiesa celebra domani la solennità del Corpus Domini. A Chiavari la celebrazione sarà presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini. Il percorso processionale quest'anno partirà dalla chiesa di San Giacomo di Rupinaro per raggiungere l'Istituto Maria Luigia, dove si terrà un momento di preghiera e di adorazione eucaristica. La solennità del Corpus Domini che cosa ci richiama? Ma la solennità del Corpus Domini anzitutto ha una radice storica. Nel XIII secolo il desiderio di alcune persone in Belgio proprio di onorare Gesù nell'Eucarestia. Il desiderio che è nato è questo: si pensava ci sono tante occasioni per venerare i santi, come mai non c'è un'occasione per l'Eucarestia? Nasce così per caso e poi questa cosa prende corpo, diventa addirittura uno dei momenti processionali più importanti, anzi il cammino processionale forse più importante. Nelle parrocchie solitamente si celebra la domenica, a Chiavari la celebrazione sarà giovedì, nel giorno proprio del Corpus Domini. Quest'anno che percorso verrà proposto, anche che significato dare a questo percorso? Ma allora, anzitutto la città di Chiavari lo celebra ogni anno in una parrocchia diversa. Quest'anno la parrocchia che tra virgolette organizza è la parrocchia di San Giacomo di Rupinaro, dove celebreremo la messa presieduta dal nostro vescovo diocesano, e poi la processione si dipanerà un po' nelle strade proprio del centro più centro, potremmo dire così, no? Dai lavatoi, poi andrà fino alla via Castagnola per arrivare alla scuola Maria Luigia. Si è voluto da un lato visitare il centro della città
è il luogo anche dove gli abitanti vivono e le strade anche più strette, permettetemi di dire, no? Quindi un po' il Signore che non ha paura di entrare in tutte le strade. Arriveremo alla scuola, quindi un luogo educativo importante per la città, per i nostri bambini, e visiteremo anche un quartiere un po' più di periferia, proprio per anche essere ubbidienti all'indicazione di Papa Francesco di una chiesa che si avvicina più alle periferie. Se non sbaglio lo stesso Papa quest'anno il Corpus Domini lo celebreranno nel centro di Roma, ma in periferia. Perché è importante partecipare a questo momento di preghiera, di adorazione, soprattutto anche per i bambini che hanno ricevuto in quest'anno la prima comunione? Ma certamente ci sono tanti motivi buoni per partecipare. Uno che mi sento di sottolineare è che l'Eucarestia è sempre un invito a camminare. La processione che facciamo ci ricorda che il sacerdote al termine dell'Eucarestia dice: andate in pace. L'Eucarestia non ci può lasciare fermi. La celebrazione eucaristica nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari inizierà alle 20:30, seguirà la processione eucaristica che raggiungerà, come detto, l'Istituto Maria Luigia. Tutta la celebrazione sarà trasmessa in diretta TV su Telepace al canale 15. Santa Margherita Ligure fa memoria della venuta della Madonna della Lettera il 20 giugno di 236 anni fa. Era infatti il 1783 quando l'effigie mariana veniva ritrovata da pescatori genovesi nelle acque antistanti il borgo di Corte e da questi donata alla chiesa di San Giacomo, di cui la Madonna della Lettera è divenuta la patrona. La statua è raggiunta nel borgo San Margheritese da Messina, caduta in mare a seguito di un forte terremoto che aveva colpito l'Italia meridionale e trasportata dalle correnti marine sino al largo di Santa Margherita Ligure. Domani alle 21 nella zona della banchina di Sant'Erasmo sarà accolta l'immagine della Madonna della Lettera che giungerà dal mare su una barca. Poi in processione, dopo aver sostato all'oratorio di Sant'Erasmo, si giungerà attraverso la scalinata alla chiesa di San Giacomo. Qui si terrà la riflessione, l'adorazione e la benedizione eucaristica. I festeggiamenti patronali invece si terranno domenica 28 luglio. La comunità parrocchiale di San Giovanni Battista a Chiavari si appresta a celebrare la festa del santo titolare. Venerdì alle 19:30 al centro sociale di Via delle Vecchie Mura a Chiavari, dopo la pericena, verrà proiettato il film Paese Nostro sull'Italia dell'accoglienza diffusa. Domenica alle 18:30 la messa e alle 20 la cena di fraternità sul piazzale di San Giovanni. Le offerte raccolte saranno destinate al centro sociale. Lunedì, solennità della Natività di San Giovanni Battista, alle 10 la Santa Messa presieduta dal sacerdote novello Don Alessandro Cavallo, alle 18:30 la messa presieduta da Monsignor Mario Rollando. C'è un nuovo servizio per le persone separate che hanno vissuto l'esperienza del fallimento del proprio matrimonio ed è un servizio di accoglienza e di ascolto istituito dall'Ufficio Famiglia dell'Arcidiocesi di Genova. È un'iniziativa volta a rendere operativa una richiesta avanzata da Papa Francesco nel motu proprio Amoris Laetitia e Mitis Iudex. Vediamo. Un ufficio per l'accoglienza pastorale delle persone separate. Lo ha aperto l'Arcidiocesi di Genova nell'ufficio pastorale familiare. Il servizio accoglie innanzitutto per ascoltare, per avvicinarsi alle persone che si ritrovano a vivere l'esperienza del fallimento del matrimonio, prendendosi cura di esse e accompagnandole nel discernimento sulla verità della loro condizione, fino a considerare eventualmente la richiesta di nullità del proprio matrimonio. È una iniziativa che attua un desiderio esplicito di Papa Francesco contenuto nei motu proprio Amoris Laetitia e Mitis Iudex. Le caratteristiche di questo servizio sono state descritte da Monsignor Paolo Rigon nella relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 del Tribunale Ecclesiastico della Liguria. Monsignor Rigon ha proprio fatto la relazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario su questo servizio di accoglienza, quindi ha proprio spiegato nel dettaglio di cosa si tratta, rimandando ovviamente ai testi, ai documenti del Papa, nei quali il Papa appunto chiede di istituire questo ufficio. Nel 2018 al Tribunale Ecclesiastico Ligure, che è a servizio delle diocesi di Genova, Chiavari, La Spezia Brugnato Sarzana, Savonanoli, Tortona, Albenga e Imperia, sono entrate 114 nuove cause di richiesta di nullità matrimoniale, una trentina di cause in meno rispetto al 2017. Nel 2018 sono giunte a termine 146 cause di nullità.
Le cause di nullità trovano di fatto un'accelerazione e si concludono già ora entro l'anno laddove non sopraggiungano particolari difficoltà. E sono in calo perché ci si sposa sempre meno e perché una banalizzazione dell'esperienza del matrimonio porta a non avvertire il disagio della separazione, ma anche perché sul piano pastorale si avvertiva l'esigenza di una maggiore prossimità a chi vive situazioni di difficoltà. Il Papa ha proprio chiesto che in ogni diocesi venisse istituito questo servizio che è proprio per accogliere le persone separate, sia intenzionate a fare eventualmente una causa di nullità, ma comunque per ricevere delle prime informazioni e in vista di eventuali scelte sia appunto di dichiarazione di nullità che altri percorsi. Si può telefonare al numero 338 119 5866 e prendere un appuntamento presso l'ufficio famiglia della Curia Arcivescovile di Genova. Si riceve il lunedì dalle 14:30 alle 16:30 e il mercoledì dalle 9 alle 12. La conferenza dei sindaci dell'ASL 4 Chiavarese ha approvato il consuntivo 2018 dell'azienda sanitaria e il piano attuativo per il 2019 con voto unanime, eccezion fatta per l'astensione della sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio sulla pratica relativa agli impegni di spesa per il 2019. Ghio ha motivato la sua estensione con la mancanza di investimenti certi a fronte di una riorganizzazione già avviata, una osservazione respinta al mittente dalla direzione generale dell'ASL 4 Chiavarese. Voto di astensione e richieste di chiarimenti da parte della sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio in merito al piano attuativo 2019 dell'ASL 4 Chiavarese. Nella riunione della conferenza dei sindaci, che vedeva all'ordine del giorno l'esame del bilancio 2018 approvato all'unanimità e del piano attuativo 2019 dell'azienda sanitaria del Tigullio, Ghio ha espresso preoccupazione proprio in merito al piano attuativo sul quale ha scelto di astenersi, perché, ha motivato la sindaca in una nota, la riorganizzazione della ASL prevede smantellamenti certi ma investimenti rinviati nel futuro e lo stesso piano degli investimenti non tranquillizza rispetto al rischio che si continui a operare in più fasi, soprattutto per il polo di Sestri Levante e la riorganizzazione del pronto soccorso. Ghio porta un esempio su tutti. L'ospedale di Sestri Levante ha visto uno spostamento di specialità per fare spazio al potenziamento dei servizi di riabilitazione e fisioterapia, ma i lavori per ampliare il reparto e le palestre partiranno a settembre e non c'è conferma di un aumento del personale e delle risorse. Secondo i dati riferiti dalla sindaca di Sestri Levante, questo ha già generato un incremento dei tempi di attesa per le prestazioni fisioterapiche, dal mese e mezzo di gennaio a 2 mesi e mezzo di maggio, anche per pazienti operati. In secondo luogo, Ghio ha chiesto anche un approfondimento in conferenza dei sindaci circa il personale in servizio nella ASL, anche sulla scorta delle osservazioni espresse dalle organizzazioni sindacali di recente. Per parte sua, la direttrice generale dell'ASL 4, Bruna Rebagliati, ha espresso stupore circa le osservazioni presentate perché, ha spiegato, raggiunta al telefono questa mattina, il punto relativo al piano attuativo non entrava affatto nel merito di una riorganizzazione presentata, discussa, illustrata e approvata dai sindaci. Il piano attuativo è lo strumento tecnico che ogni anno fissa gli obiettivi specifici per ogni attività che viene svolta nell'azienda sanitaria, rispettando la domanda di prestazioni richiesta dal territorio e definendo i vincoli di budget a cui queste attività devono sottostare. Pertanto, è stata la replica di Rebagliati, questo nulla ha a che vedere con la riorganizzazione delle specialità e con la definizione delle specificità per ogni polo ospedaliero del Tigullio. La direttrice generale della ASL definisce strumentali le critiche mosse in sede di conferenza dei sindaci e rivendica il buon lavoro che l'azienda sanitaria sta portando avanti per rispondere alla domanda di salute del territorio, suffragato dal voto unanime sul consuntivo 2018. È stata ristrutturata la residenza protetta Conte Canevaro di Zoagli, un complesso molto antico che risale al 1890, quando era utilizzato prima come ospedale e poi come infermeria. L'attuale residenza dispone di un protocollo sociosanitario riabilitativo per anziani. Dispone di 59 posti letto, di cui 39 in regime accreditato con la ASL per persone in parte non autosufficienti e in parte autosufficienti. Lo staff è composto da medici e infermieri, operatori
sociosanitari e fisioterapisti che garantiscono un servizio 24 ore su 24. La recente ristrutturazione ha permesso di conformare l'edificio ai parametri richiesti dalle norme di legge sulla sicurezza e l'antincendio e migliorare gli ambienti, rendendoli belli, confortevoli e dotati di sistema climatizzato con nuova pavimentazione. È stato possibile intervenire sulle fonti di energia alternative e rinnovabili, tra cui il fotovoltaico e i pannelli solari posizionati sul tetto. Gli interventi saranno inaugurati sabato durante l'Open Day fissato dalle 14 alle 19. A breve l'amministrazione comunale di Zoagli dovrà nominare il nuovo consiglio di amministrazione dell'ente attualmente in scadenza. La Regione Liguria ha stanziato 1 milione di euro per il progetto sulla coesistenza uomo-lupo. L'ente ha aderito al progetto europeo Life Wolf Alps 2.0, aggiudicandosi 650.000 euro di fondi, ai quali saranno aggiunti 400.000 euro di investimento in risorse umane. Il progetto prevede attività di coordinamento internazionale per l'intero arco alpino, anche oltre frontiera. Scopo delle iniziative è quello di gestire la presenza del lupo attuando azioni coordinate su ogni territorio. Inoltre si svolgerà un monitoraggio con attenzione al fenomeno delle ibridazioni, un effetto sempre più diffuso, spiega l'assessore regionale Stefano Mai, che ci preoccupa perché ha come unico risultato quello di perdere la purezza della specie del lupo. Ora la rassegna stampa, poi gli ultimi aggiornamenti e lo sport. Su Avvenire in primo piano scegliamo futuro, la proposta del quotidiano cattolico, e se ai Fridays for Future si aggiungessero i Saturdays for Future, ai giovani e alle famiglie la proposta di un grande cash mob a settembre. Di cosa si tratta? È la proposta di fare la spesa in un sabato di settembre con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti acquistati. E poi più sotto l'Italia ferma 5 milioni nella trappola della povertà, occupazione e PIL in aumento non riducono l'indigenza. Al sud percentuali doppie rispetto al nord. E poi Draghi alza lo scudo, Trump va all'attacco, scintille sul possibile taglio dei tassi, Salvini contro Unione Europea e Colle. Dall'interno del quotidiano cattolico l'approfondimento: la povertà in Italia resta al top, più colpite le famiglie con i figli. 2 anni con occupazione e PIL in aumento non hanno ridotto l'area di indigenza, che coinvolge oltre 5 milioni di persone. Al sud percentuali doppie rispetto al centro-nord. Ancora da avvenire, Sea-Watch 7 giorni in mare, vogliamo un porto sicuro, sono ancora a bordo della nave i 43 migranti soccorsi una settimana fa. La procura di Agrigento apre un'inchiesta ma nessun rilievo sulla ONG, il Consiglio d'Europa dice non in Libia. Ancora ad avvenire, scintille sul possibile taglio dei tassi, Trump attacca Draghi, colpisce gli Stati Uniti, il banchiere centrale della BCE ipotizza ulteriori stimoli, inclusi altri spazi per il quantitative easing, a sostegno dell'economia europea. Fa impennare i mercati e innesca la reazione del presidente statunitense, che dice sono anni che l'Europa la fa franca. La prima pagina del Secolo XIX, Morandi addio il 28 giugno, dinamite muro d'acqua per far crollare i Monconi, un tema ovviamente approfondito con grande risalto all'interno del quotidiano genovese. La prefettura autorizza l'uso di esplosivi, così crolleranno gli ultimi 2 stralli. Il commissario Bucci non ha potuto rispettare la data di lunedì, 3.170 il numero di persone da far evacuare per eseguire le operazioni. E ancora Salini lancia il patto per Genova, le grandi opere per ripartire, il numero 1 delle costruzioni con il nuovo ponte, terzo valico e nodo ferroviario, 7.000 posti di lavoro. Ancora dalle pagine del Secolo XIX, 5 milioni in povertà assoluta, un tema che troviamo su tutti i quotidiani quest'oggi. Dal Levante la nuova maturità, studenti al via tra riforme e preoccupazioni. E poi ancora riorganizzazione dell'ASL 4 Chiavarese, Sestri Levante non ha votato il piano, tensione in conferenza dei sindaci tra azienda sanitaria e amministrazione. E poi ancora da Lavagna, bagni senza agibilità, scatta la chiusura, provvedimento del comune contro i primi 3 di un gruppo di 13, il cui iter della sanatoria edilizia non è concluso. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Cristina Oneto.
Grazie Emanuele, un saluto a tutti i telespettatori. Abbiamo un aggiornamento che arriva da Rapallo. Tra i tanti cantieri aperti in città nel corso di quest'anno, uno si chiude con la conclusione dei lavori di riqualificazione dell'area comunale in fregio a Via Laggiaro tra Via Norero e Salita Pagio. L'intervento ha comportato la realizzazione di posti auto e posti moto a raso. Parte dell'area è stata invece destinata a spazi ludici e di aggregazione del quartiere. Tra le particolarità la pavimentazione a tema che raffigura il gioco dell'oca e il pampano, giochi di altri tempi che hanno lo scopo di invogliare i più piccoli a praticare queste attività ludiche all'aria aperta. Il taglio del nastro è stato fissato per venerdì 28 giugno alle ore 18. È tutto lì nello studio. Grazie, parliamo del Palio Marinaro del Tigullio che giunge alla 60ª edizione. La rassegna quest'anno inizierà simbolicamente da Rapallo, città che dopo la mareggiata di ottobre ha saputo rialzarsi. Sabato 22 giugno con la presentazione degli equipaggi. La conclusione è prevista a Chiavari con la rievocazione storica il 21 di luglio. Il Palio Marinaro non è solo un evento sportivo, ma una manifestazione ricca di significato che coinvolge tutti i comuni costieri del Tigullio. 8 le imbarcazioni partecipanti: Sesti Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo, Santa Margherita e Portofino. Gli equipaggi si fronteggeranno il 23 giugno a Rapallo, il 30 giugno e il 7 luglio a Sesti Levante e infine il 21 luglio a Chiavari per la gara finale e la rievocazione storica del Palio. Quest'anno inizieremo il Palio a Rapallo, città che è stata in qualche modo colpita maggiormente da quelli che sono stati gli eventi atmosferici a ottobre del 2018 e che siamo orgogliosi di poter appunto annunciare questa cosa perché vuol dire che si è rialzata e quindi riusciamo a cominciare il Palio proprio da lì. Una rinascita se vogliamo anche per Rapallo e per una nuova stagione del Palio. Inizieremo sabato 22 con la classica cerimonia di inaugurazione e presentazione di tutti gli equipaggi del legno e la benedizione naturalmente delle imbarcazioni, per poi ritrovarci sul campo domenica 23 alle ore 15 proprio nello specchio antistante la passeggiata mare di Rapallo, dove avverrà anche la premiazione finale degli equipaggi. Le gare saranno comunque sempre con la formula dello scorso anno che ha funzionato molto bene, 3 preparatorie proprio per la gara finale che si terrà il 21 luglio qui a Chiavari. L'Associazione Amatori Palio del Tigullio pensa anche già al prossimo anno. Il primo obiettivo, quello di reinserire Lavagna in un ruolo di primo piano nell'organizzazione dell'evento. Con i problemi che ci sono stati negli scorsi anni col Comune di Lavagna, in quanto commissariato, non abbiamo avuto modo di avere un dialogo prima con l'amministrazione, quindi in realtà noi abbiamo già comunque parlato in via ufficiosa con il nuovo sindaco che si è dato molto disponibile naturalmente per rivalorizzare il Palio, soprattutto per la barca di Lavagna che noi abbiamo sempre comunque messo in acqua e quindi ci auspichiamo che il prossimo anno lo faremo proprio a Lavagna. Con il Palio Marinaro si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo che la prossima andrà in onda come sempre alle 19:15. Trovate le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.